Il grande cinema italiano sbarca in Friuli per il nuovo film di Volfango De Biasi. Si è svolto l'incontro sul set con i protagonisti del film prodotto da Notorious Pictures SPA e Trump Limited SRL, distribuito da Columbia Pictures nel mondo, le cui riprese si stanno svolgendo in provincia di Udine con il contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission Promoturismo FVG. Lo scorso 18 settembre sono iniziate le riprese che proseguiranno in regione fino al 16 ottobre per un totale di 5 settimane di lavorazione quasi interamente concentrate nel borgo di Claviano, parte della rete dei borghi più belli d'Italia e frazione del comune di Trivignano Udinese. Al termine il set si trasferirà in Puglia. La location principale del film è Villa Manin Guerresco, scelta dal regista dopo uno scouting sul territorio che ha coinvolto più di 20 tra ville venete, castelli, strutture alberghiere di tutta la regione proposte dalla FVG Film Commission, una ventina su 70 le maestranze regionali coinvolte in quasi tutti i reparti. Un film con un budget di 5 milioni di euro, dei quali 900.000 di spesa sul territorio. Protagonista, con Diego Abatantuono e per la prima volta al cinema, Max Angioni, attore comico conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione alle più importanti trasmissioni comiche da Zelig a LOL 2, nonché conduttore delle Iene. Al loro fianco un folto gruppo di attori noti, tra cui spiccano Nini Salerno, Maria Grazia Cucinotta, con la partecipazione amichevole di Antonio Gerardi. A guidarli Volfango De Biasi, regista, sceneggiatore e scrittore italiano, tra gli ultimi lavori Un matrimonio mostruoso e In fuga con Babbo Natale. Grazie a questi altri partner e soprattutto grazie ai rapporti ultraventennali consolidati sul territorio, la FVG Film Commission permette di sostenere a livello logistico set di grande importanza come quelli che si stanno alternando in queste settimane in tutta la regione, ha sottolineato all'intervento Sergio Emidio Bini, assessore alle attività produttive e al turismo della regione Friuli Venezia Giulia.